Presentata oggi presso Villa Bassi Ratgheb ad Abano la Kermesse organizzata da Comune e Associazione Geos Costruire Distruzioni, street art per la riqualificazione estetica urbana. In mostra le opere di Giacomo Ceccagno in arte Geos che racconta dal suo punto di vista paesaggi di vita urbana. L'associazione Geos organizza oggi, in questa giornata di sabato 22, una mostra dedicata a questo artista, un artista che è mancato nel 2011 e che a suo nome è stata proprio costituita un'associazione da amici coetanei di questo artista, tutti quanti street artist. L'associazione promuove oggi, oltre che il ricordo, il pensiero artistico di Geos, anche la conoscenza di questa arte, qualche volta considerata vandalismo, ma illegale, ma direi oggi invece una forma che comincia a essere considerata molto importante per la riqualificazione anche estetica di molte aree urbane. Vediamo ad esempio Roma, Torino, Bologna, che spesso stanno oggi abbellendo quartieri grigi di periferia proprio con le opere di questi grandi artisti. Svicenbar Channel News, Abano Terme.